Dall'interno Leymar, poi Lammarjet, Lemondra, Lurabo Blu, Lily Juice, Leopard Blu, Laser Photo, Lippi in prima fila, in seconda fila Locus di Già, Luna Dassia, Lucrezio Caro, Lobster AS e l'Abate. Vediamo, sollecita nella partenza Leymar, e però abbiamo assistito a un errore di Lemondra, il cavallo favorito, che viene squalificato. Dunque la corsa perde immediatamente uno dei suoi protagonisti, un vero peccato ancora di galoppo. L'ultima creazione di William Casoli, veramente avvelenato nella fase iniziale quando stava per andare al comando della corsa, e ora Lurabo Blu con Håkan Wallner. Poi vediamo in seconda posizione alla corda Leymar, e proprio in pariglia con il compagno di scuderia, e in questo momento Leopard Blu, mentre c'è un'avanzata in terza ruota da parte di l'Abate, quindi Lily Juice, poi Lammarjet, Lobster AS, in terza ruota anche Locus di Già, poi più indietro Luna Dassia e tutti gli altri con qualche mormorio per il passaggio di Laser Photo, che ha sbagliato al via. C'è l'errore anche da parte di l'Abate, mentre continua indisturbata la sua marcia Lurabo Blu, 1 e 2 per i primi 800 metri, dunque un mezzo miglio percorso a velocità non certo trascendentale. Håkan Wallner pigia sull'acceleratore ed è sempre in vantaggio Lurabo Blu nei confronti di Leopard Blu, che ha ceduto però nel frattempo. Vediamo che anche Leymar è della partita. Lammarjet si fa sotto al pari di Locus di Già, addirittura d'arrivo per Lurabo Blu, che non dovrebbe avere problemi nel rintuzzare i tentativi degli avversari, e in effetti Lurabo Blu sembra padrone della situazione, si avvia a vincere nei confronti di Lily Juice, che è attaccata al centro della pista da Lobster AS, più indietro Locus di Già.